e come nel momento dalla nostra rubrica settimanale di Novis dal Monte. Un appuntamento settimanale che al torne a Tacarue, che il Cugnovis dal Monte in collaborazione con Ente Friul Tal Monte e Arlef, martedì passata, al convite nazionale Paolo Diacono di Cividata, adesso ha fatto un incontro dal presidente dell'Ente Friul Tal Monte Franco Jacob, con la dirigente Monica Napoli e i 20 fantasi di Vignince Furlane, di Ginuv dall'Argentina e una dal Canada, che partecipino al progetto Studia in Friul. Cosenchi in tal convitto di Cividà, coi fros dal progetto Studiare in Friuli, fros che vengono dall'Argentina e dal Canada. Ho credo che sia il momento migliore per cominciare queste nuove serie di Novis dal Monte, realizzate anche in collaborazione con l'Arlef. Viveranno 6 o 9 mesi in Friuli e studino e giri nel Friuli e conoscono la tiare dai loro vecchios, di che hanno scogliuto emigrati, e voi loro hanno la possibilità di capire gli slidris, di capire la loro storia, di capire che è stata e che è voi la storia del Friuli. Ringrazio la professoressa Napoli che è qui, dirigente dal convitto, i collaboratori, ma ringrazio i frus che sono qua. Ma c'è che con il loro entusiasmo, con la loro gioventù, ecco, e viveranno belle esperienze e sono ridotte e torneranno dal loro paese, portando riguardo al Friuli di voi, un Friuli che sicuramente ha le diverse che di una volta, ma che ha sempre le altre tradizioni e culture e identità. Ho ringraziato la Regione che ha finanziato anche buone volte questo corso e sono più di 20 anni e sono più di 400 frus che sono passati al convitto. Con svicinarsi dall'evento internazionale Go 2025, l'ente Friuli in Tal Monte si è proponuto di tirare dentro i corregionali emigrati in tai paesi dell'Europa centrale col progetto Viers Go 2025 con la presentazione degli eventi che ti appaiono dentro di Gurizia per cura dell'assessore del comune di Gurizia Maurizio Negro con il coinvolgimento dei 3 focolari europei. La prima presentazione è stata fatta il 13 dicembre all'Istituto di Cultura di Vienna, dove il locale focolare Furlan, diretti di Dani Adriutti, ha organizzato l'evento dal titolo Voce Suns dal Friuli, con la partecipazione del maestro fisarmonicista Paolo Forte e una mostra dalle fotografe Deborah Sandrin. Presenzi il direttore dell'Istituto di Cultura, il dottor Nicola Locatelli, con la rappresentante permanente d'Italia e dall'organismo internazionale, la Furlane Deborah Lepre, il consigliere Gabriele Di Stefano e qualche dirigente dall'ambasciata d'Italia a Vienne. Dopo sono venuti events in Belgica dal focolare Furlan di Bruxelles, il 23 di gennaio, tirazzotti in sale conferenze dal Press Club Bruxelles e che dai 24 di gennaio parcure dal focolare Furlan di Liegi. In queste due occasioni, l'attore Massimo Somaglino, direttore artistico dal Teatro Stabil Furlan, ad il musicista Giorgio Parisi, hanno straviato il pubblico con un spettacolo in Marilenghe. E per usgnota le tutte, novi saltone domani, sempre a che ore, mandi e buone serate di Viodisi.